Benvenuti, oggi il programma Borghi d'Italia diventa capoluoghi perché vi portiamo alla scoperta di Viterbo, città dei Papi e di Santa Rosa. Il comune si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 66.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Viterbo! E noi iniziamo il nostro itinerario a Viterbo all'interno della sala del Consiglio con il sindaco Chiara Frontini. Allora, ci presenti la città di Viterbo. Benvenuti a tutti. Viterbo è il cuore della Tuscia, è il capoluogo di questo bellissimo territorio che è di rara bellezza. La città di Viterbo è piena di risorse, siamo sede papale, una delle 3 città al mondo che hanno avuto l'onore di essere sede papale. Qui nasce il conclave, il cuore della città di Viterbo. A noi piace raccontare che sia il quartiere medievale più esteso d'Europa. È la città della macchina di Santa Rosa, del trasporto della macchina di Santa Rosa, che quest'anno festeggia il suo decennale di patrimonio immateriale dell'umanità. Viterbo è un luogo all'insegna della bellezza e già qui dentro lo possiamo capire, no? Perché poi abbiamo anche il museo con delle opere uniche. Sì, qui siamo appunto nella sala del Consiglio Comunale che è parte del polo museale, è parte del MUVI, del Museo della Città di Viterbo, insieme appunto al Museo dei Portici che si trova qua sotto, dove sono ubicate le tavole di Sebastiano del Piombo. Tra l'altro proprio qua si è tenuta una mostra nella quale abbiamo messo in dialogo insieme a Vittorio Sgarbi, che è assessore alla bellezza qui alla Città di Viterbo, e Michelangelo con Sebastiano del Piombo. È una storia estremamente controversa. Lui sostiene che quelle tavole siano ispirate direttamente da Michelangelo, quindi anche questa è un'altra chicca che possiamo trovare nella nostra città per chi viene a visitarci. E qui abbiamo anche la Sala Reggia. Sala Reggia, il cui soffitto a cassettoni riporta i nomi di tutti i borghi che si trovano appunto nella provincia di Viterbo, nella nostra Tuscia. Da quel soffitto partiamo con la narrazione della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033. Viterbo ha lanciato questa sfida di candidarsi Capitale Europea della Cultura 2033 partendo proprio dai valori del Medioevo. Viterbo città medievale, la riscoperta dei mores e dei valori del Medioevo, e da lì si parte con il nostro Rinascimento, un Rinascimento che in qualche modo abbiamo mancato e che invece adesso vogliamo rilanciare. Un'altra caratteristica sono proprio le tante piazzette con fontane e chiese. Sì, Viterbo è la città delle 100 fontane e delle 100 chiese, no? Anche la città delle belle donne e delle belle fontane, perché una delle caratteristiche principali è proprio questa, che praticamente in ogni piazza del centro storico c'è una fontana, ogni fontana ha la sua storia, un centro storico che è molto esteso all'interno della cinta muraria e in ognuna di queste zone c'è una storia da raccontare. Ci sono anche tante porte e la porta romana è benedetta proprio dalla statua di Santa Rosa. Di Santa Rosa, che guarda verso l'orizzonte, è la porta principale di accesso alla città, da dove poi parte di fatto il trasporto della macchina di Santa Rosa. All'interno del centro storico abbiamo anche delle mura etrusche. Sì, un'altra delle identità di Viterbo. Noi infatti diciamo sempre che Viterbo è talmente tante cose che a volte riuscire a raccontarle con un brand, un messaggio univoco è veramente difficile, perché Viterbo è appunto città del Medioevo, città del trasporto con il riconoscimento UNESCO, è città etrusca, abbiamo il museo della Rocca al Bornoz che tra l'altro stiamo valorizzando come luogo proprio di cultura della città, ma è anche città termale per esempio. Abbiamo anche la Viterbo sotterranea, perché la città di Viterbo si fonda, come insomma molte città d'Italia da questo punto di vista, su 4 colli, no? Faul è l'acronimo dei 4 colli su cui si fonda la città.
città ed è piena sotto di cunicoli scavati. E in città non mancano i leoni. Il simbolo di Viterbo, il simbolo della forza, il simbolo della determinazione è proprio il leone, che insieme alla palma di Ferento, perché Viterbo ha conquistato Ferento, è su quello che si basa la nascita della nostra città, crea lo stemma di Viterbo. Lei diceva che Viterbo è tante cose, Sì. E anche Dante Alighieri ha parlato di personaggi passati a Viterbo come i papi. Sì, ha parlato dei papi, ha parlato della sorgente del Bullicame, della nostra acqua termale, che è un'acqua che ha delle proprietà particolari soprattutto per l'apparato respiratorio, e il Bullicame di Dante è ricordato nella Divina Commedia a più riprese, così come il primo omicidio avvenuto in un luogo sacro, in una chiesa, che è la chiesa di Piazza del Gesù. Ecco, anche questi sono aspetti da scoprire. Ma che cos'è Viterbo per lei? Per me, come sindaca, è ovviamente l'amore della mia vita. Se dovessi, ecco, tradurlo in un brand, in un qualcosa da raccontare al di fuori, ti direi proprio questo, che è il cuore della Tuscia. Perché parlare di Viterbo e limitarsi soltanto a Viterbo, nonostante le 1001 bellezze di cui abbiamo parlato, rischia di essere riduttivo. Noi siamo il comune capoluogo e come tale dobbiamo essere traino di uno sviluppo più complessivo di territorio. E quindi presentare Viterbo come il cuore di un anfratto segreto nel centro dell'Italia, tra l'Umbria, la Toscana e Roma, significa presentare un brand che siamo certi che sia vincente. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino, andiamo ad incontrare il Vescovo di Viterbo. E con gioia incontriamo il Vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza. Allora, ci presenti la bellezza della chiesa di Viterbo. Viterbo è una chiesa meravigliosa, la Tuscia è un territorio straordinario. Me ne sono innamorato subito. La bellezza dei borghi, la qualità di vita e soprattutto una natura meravigliosa, preponderante, che diventa un polmone di bellezza, che fa respirare bellezza. La diocesi è abbastanza articolata perché è la sintesi di varie diocesi precedenti, tutte cariche di storia, di grandi significati. E ho trovato una diocesi unita che cammina insieme e soprattutto che cerca di rispondere alle esigenze di questo nostro tempo. Una chiesa incarnata nella realtà. Qui abbiamo le origini della città e della diocesi in questo luogo. Sì, siamo sul colle, è un colle etrusco, sotto i nostri piedi ci sono fondamenta etrusche, come anche in altre zone di questo colle. La tradizione poi, come sempre accade, trasforma man mano attraverso i nuovi segni e il nuovo senso di vita, è accaduto molto spesso nel cristianesimo, di trasformare i luoghi di origine poi in luogo in cui si esprime il senso della vita. E quindi qui la cattedrale, il luogo più alto, il luogo del colle col suo campanile svettante, è il punto di riferimento di tutta la città. Viterbo, città dei papi. Beh sì, sono numerosi i papi, complessivamente nella presenza, se non stabile, solo 5 sono stati stabili, circa 200, e soprattutto perché è legato al primo conclave della storia della Chiesa, è proprio chiusi con la chiave, perché qui dal 1268 al 1271, 3 anni, 1006 giorni di conclave, poi portato a termine perché il popolo aveva scoperchiato l'aula conciliare, costringendo i cardinali ad eleggere il Papa. E poi si sono succeduti almeno 5 papi che hanno dato a questa città il segno di città dei papi.
E uno dei papi è sepolto qui, anzi due. Sì, assolutamente, Alessandro IV, che si sta facendo ancora ricerca, perché per tutelare rispetto alle invasioni il suo corpo poi è stato nascosto, ma così bene che ancora non si riesce a trovarlo. E invece abbiamo Giovanni XXI, Pietro Ispano, citato anche nella Divina Commedia, un uomo di grandissima intelligenza. Noi ne stiamo raccogliendo l'eredità. È sepolto qui, speriamo di poter fare la traslazione definitiva, l'unico Papa portoghese. E poi a San Francesco abbiamo gli altri. E lì è una chiesa meravigliosa da visitare, da vedere. Ecco, distribuito su questo territorio abbiamo questi riferimenti petrini, quasi il senso del continuare a camminare nella storia, però è altrettanto importante che l'identità della sede petrina rimane il riferimento fondativo. E avere qui dei papi veramente dà alla città un sapore particolare, il gusto della fede, che trova forme tradizionali anche molto forti, molto solide, molto radicate. Una diocesi in continua evoluzione, perché voi avete anche un TG e poi utilizzate i nuovi media. Ma sicuramente io vado fiero di questa condizione comunicativa della diocesi che stiamo implementando moltissimo con dei format televisivi che ci consentono di parlare della realtà sociale nella prospettiva della fede, parole in prospettiva, il senso positivo, emergere dalle difficoltà, dalle problematiche del quotidiano che spesso diventano ansia, angoscia, proprio per parlare del positivo che è potenzialità, è gradualità, è progettualità. Questo senso positivo è necessario innervarlo e con i mezzi di comunicazione, i vari format e anche il telegiornale settimanale vogliamo mantenere viva la consapevolezza di tutta la realtà diocesana, di quello che di buono si può fare e si fa. Lei va anche fiero della solidarietà che riguarda proprio la popolazione di Viterbo. Sono rimasto colpito molto positivamente. Ci sono oltre 60 associazioni di solidarietà, quindi variegate, di varia provenienza. Ci siamo messi attorno a un tavolo, stiamo creando un network molto serio perché nessuna energia vada perduta, perché la destinazione, lo sappiamo, sono coloro che sono scartati, sono gli emarginati, sono i poveri e purtroppo oggi la povertà media sta aumentando, per cui ho lanciato questo messaggio: se uno fa da solo può poco, se insieme agli altri il poco diventa molto. E con la Madonna della Quercia Viterbo è anche città mariana? Assolutamente sì, è la nostra patrona, molto frequentata, molto amata, molto pregata, e la Madonna della Quercia è un'attrazione coinvolgente e lì non solo la dimensione degli affetti e delle emozioni, è un'esperienza viva in cui ognuno ritrova il senso e l'equilibrio della vita e a lei abbiamo affidato il cammino pastorale. E non possiamo non parlare della devozione forte per Santa Rosa. Qui Viterbo e Santa Rosa sono un connubio talmente stretto che questa esperienza di fede in questa ragazzina quindicenne ha dato identità a un popolo. Qui non si può parlare di Viterbo senza parlare di Santa Rosa. E c'è una fierezza nei cittadini, non è semplicemente un legame che è datato nel tempo, è una memoria creativa. Gli stessi facchini che portano la famosa macchina, che è la macchina della traslazione del corpo, portata allora dai cardinali, e oggi quel simbolo è la fascia rossa su questo vestito bianco, dimostrano come in questa fede trovano la forza per la vita. È veramente qualcosa che mi ha colpito e che unifica la città. Viterbo con Santa Rosa diventa un tutt'uno. In conclusione, qual è il messaggio del pastore alla diocesi? Esprimete la bellezza che possedete, perché
In questa bellezza c'è il vostro cuore, c'è la vostra vita, c'è l'amore identitario ad un territorio che proteggete con i denti stretti. Voglio solo dire che la risposta per proteggere l'identità è la comunione e la condivisione. Anche il nostro territorio si impoverisce di persone, i giovani vanno via e purtroppo questo è un grave problema per tutta l'Italia, però vorrei dire la comunione, la condivisione e la collaborazione sono il vero segreto per proteggere l'identità. Da soli non si va da nessuna parte. Grazie al Vescovo Orazio Francesco Piazza e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Viterbo. E adesso con lo chef Daniele Vannozzi andiamo a presentare l'itinerario gastronomico, ma dobbiamo subito dire che lei con questo ristorante ha realizzato un sogno. Il mio sogno, la mia realtà, quello che è oggi Saporito. Saporito è un ristorante che rappresenta in tutto quello che è il territorio della Tuscia e di Viterbo in particolare. Io vengo da Canepina, da una tradizione veramente molto territoriale e l'ho sempre rispettata in tutto il mio percorso. Con questo ristorante, come dicevo, ho voluto riportare, diciamo così, in vita le tradizioni di una volta con l'acqua cotta, qui a Viterbo, pollo ripieno in porchetta, coniglio alla cacciatora, zuppa, cice e castagne, porcino fritto, porcino al forno e quant'altro. Piatti proprio della tradizione viterbese. Beh, l'acqua cotta ad esempio è piatto sì della Maremma, dell'Alto Lazio, della Bassa Toscana. Quello che ci differenzia dall'acqua cotta, innanzitutto l'acqua cotta è acqua cotta, quindi tutti gli ingredienti vengono cotti esclusivamente in acqua, senza soffritti. Quello che ci differenzia è l'uovo poché che mettiamo sopra e l'olio a crudo che andiamo a mettere per terminare il piatto. Per quanto riguarda il pollo? Quello è un ricordo di famiglia, nonché piatto viterbese. Diciamo che ho invertito le due situazioni. A Viterbo si fa il pollo alla cacciatora e il coniglio ripieno in porchetta. Io invece ho voluto rifare il coniglio alla cacciatora, disossato senza osso, che si mangia al cucchiaio, e un pollo ripieno con patate, salsiccia, finocchietto e olive. Il pollo ripieno alla viterbese che si faceva una volta, completamente disossato, anch'esso servito, è una delizia. Poi abbiamo la zuppa di ceci e lei diceva l'importanza poi del chilometro zero, perché voi qui andate direttamente in azienda. Noi, essendo ristorante rurale, un ristorante di campagna, ci serviamo direttamente dalle aziende agricole locali. Ogni ingrediente è acquistato in un'azienda diretta agricola qui della Tuscia viterbese. Con la zuppa di cice e castagne andiamo proprio a casa mia, Canepina, con il Monte Cimino alle spalle. Può sembrare anche un peso questo Monte Cimino sulle spalle, invece ci dà un materiale che credo che nessuno potrà mai avere. Il fungo porcino testa nera, la castagna. Poi abbiamo anche gli ovuli, no? Abbiamo anche gli ovuli, quello fungo molto richiesto a Viterbo per l'insalata, classica insalata d'ovuli a fresco. Ho messo anche quello perché mi rappresenta molto. E questa passione la trasferite anche poi nei dolci? L'ho trasferita più alla mia compagna, abbiamo affrontato questo discorso insieme, anche i dolci sono tutti homemade, tutti fatti in casa naturalmente. Parliamo di tozzetti e ciambellina al vino, usiamo strutto e burro, lo strutto nella ciambellina al vino e il burro nel tozzetto, non mettiamo uova, mettiamo qualche goccia di cioccolato che ci differenzia dal cantuccio che fanno a Firenze, noi mettiamo nocciole e cioccolato. Grazie allo chef Daniele e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Viterbo. E Viterbo è Santa Rosa e non potevamo non incontrare Massimo Mecarini, che è il presidente del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. E qui ci troviamo in un luogo particolare. Iniziamo nel dire dove ci troviamo.
Qui siamo nel santuario di Santa Rosa, quindi nella Basilica di Santa Rosa e precisamente nella sala del refettorio, dove è allestita una mostra tutta incentrata sulle macchine di Santa Rosa del passato e del presente. Le macchine storiche? Storiche, sì, macchine del XVII, XVIII secolo, XIX secolo e quelle attuali del XX, XXI secolo. Perché poi voi avete anche un museo. Sì, noi abbiamo un museo che si trova proprio nel quartiere mediale di San Pellegrino, dove è possibile vedere i bozzetti originali che vengono presentati in occasione del cambio della macchina. E proprio in questi giorni voi avete presentato il nuovo bozzetto della prossima macchina di Santa Rosa. Sì, diciamo l'ideatore, l'architetto Raffaele Ascenzi, che peraltro è stato facchino, ha vinto con Dies Natalis, una macchina totalmente rivoluzionaria rispetto alle 8 precedenti, che richiama un po' le macchine ottocentesche e settecentesche. Ma vedo che lei ha una cravatta particolare con uno stemma particolare. Sì, a parte lo stemma del sodalizio, che è il nostro marchio certificato, c'è anche il logo dell'UNESCO, perché dal 4 dicembre 2013 il trasporto della macchina di Santa Rosa è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità. Ma qui in mostra vedo anche una cosa particolare, un peso di 150 kg. A cosa serve? Quella è la prova di portata che tutti i facchini, sia gli aspiranti sia i facchini consolidati, devono eseguire per essere ammessi al trasporto. Si tratta di una cassa che pesa 150 kg che un facchino deve portare sulle spalle per un percorso di 90 metri. Lei si ricorda la prima volta che è stato sotto la macchina di Santa Rosa? Come se me la ricordo. Io sono entrato nel 1979 e poi sono diventato ciuffo, cioè quelli che portano la macchina con tutte e due le spalle, nel 1981. Quindi sono stato molto fortunato e me la ricordo perfettamente come un sogno. Possiamo dire che settembre, il giorno del trasporto della macchina, è uno dei giorni più importanti per i viterbesi. È il giorno più importante di Viterbo, assolutamente. È proprio la chiusura di un cerchio, è il capodanno viterbese, perché a Viterbo diciamo tutto, sì vabbè, lo facciamo dopo Santa Rosa, come se fosse l'inizio del nuovo anno. Ma che cos'è Santa Rosa per voi e per i viterbesi? Santa Rosa è un punto di riferimento, sia della fede, per la tradizione, un punto di riferimento per la città, per tutti i viterbesi. E noi cerchiamo di onorarla tutti gli anni con questo trasporto della macchina, cercando di dare il meglio di noi stessi con il cuore e con tutto l'entusiasmo possibile. Chiudiamo la nostra passeggiata a Viterbo con Mirko Marianello, che è il direttore dell'agenzia 166 della BCC di Roma, presente qui a Viterbo, e quindi dobbiamo parlare proprio della vostra presenza sul territorio, su quello che fate proprio su questo territorio. Grazie della vostra presenza. Noi siamo presenti qui a Viterbo dal 2009, abbiamo 2 filiali, la 166 che è quella storica, e pochissimo tempo fa, a giugno, abbiamo aperto un'altra filiale in località Riello, la 248, proprio per la volontà della banca di essere presenti sul territorio e di essere ancora più singolarmente all'interno di quello che è la nostra realtà. Sul nostro territorio abbiamo fatto tantissime iniziative e soprattutto siamo ben allineati con quello che è l'aspettativa del territorio che ha nei confronti delle banche. Noi siamo una banca differente, come dice il nostro slogan, ma in realtà è qualcosa che viviamo. Quando entri dentro le nostre banche non entri dentro a delle mura, ma vieni a parlare con Mirko, con Concetta, con Jacopo. I nostri clienti hanno dei sentimenti che ci trasmettono e noi questi sentimenti li riceviamo, perché noi viviamo di sentimenti, siamo fatti di sentimenti. Quando si mettono seduti davanti a noi ci trasmettono i loro sogni, le loro aspettative, le loro speranze, e noi queste aspettative, queste speranze le riceviamo, e siccome siamo esseri umani, non siamo robot, in qualche maniera partecipiamo e condividiamo con loro queste aspettative e cerchiamo poi di portarle verso un'esecuzione, verso un'espressione. Viterbo ha una realtà economica variegata. Dal punto di vista agricolo abbiamo una grossa percentuale del PIL, ma è un'agricoltura particolare dove stanno ritornando i giovani a fare agricoltura non tradizionale ma agricoltura specializzata. Abbiamo poi, come tutte le nostre zone provinciali, comunque una parte importante sull'edilizia, abbiamo una parte di commercio, e qui a Viterbo abbiamo anche un fenomeno che possiamo definire particolare, che è quello dell'apertura di quelle società che hanno un codice Ateco ancora non censito, quindi parliamo di app, parliamo comunque di tecnologia.
E questo è un bel modo di vedere il nostro futuro, no? Un ritorno verso l'agricoltura da parte dei giovani, ma con delle partecipazioni importanti anche per quello che riguarda il discorso della tecnologia. La nostra banca entra all'interno di questo sistema economico anche con delle iniziative particolari. Abbiamo creato una divisione per quello che riguarda il mondo dell'agricoltura, che quindi segue solamente quel mondo, e abbiamo creato dei prodotti espressamente per loro, che partono dalla nascita della società agricola fino al suo insediamento, fino allo sviluppo. Parliamo di Terra Attiva. Parliamo di Terra Attiva, esatto, parliamo di Terra Attiva, che è un prodotto credo splendido e che tra l'altro ci ha dato anche delle grosse soddisfazioni. Poco tempo fa, grazie a questa direzione che poi è presieduta dal nostro vice direttore generale Carmine Daniele, abbiamo fatto una prima preparazione sull'agrovoltaico. Che cos'è l'agrovoltaico? L'agrovoltaico sostanzialmente unisce il fotovoltaico e l'agricoltura, quindi non abbiamo più dei campi che vengono utilizzati per il fotovoltaico e che non possono quindi più compiere una mansione agricola. Abbiamo la fusione di queste due entità, quindi abbiamo un campo di fotovoltaico che non è a terreno, è sopraelevato, e sotto abbiamo quindi un terreno che viene coltivato ed allevato. So che state facendo anche una politica poi per i giovani soci. Sì, questo è derivante da un aspetto credo che sia molto vicino alla nostra direzione. Abbiamo fatto una campagna per quello che riguarda i giovani soci, che è andata benissimo su tutta la nostra banca, che ha portato tantissimi giovani ad avvicinarsi alla nostra banca come soci, e quindi speriamo che questo poi possa essere un preludio anche alla loro partecipazione in tutte quelle che sono le manifestazioni della banca. Considera, qui a Viterbo siamo anche sede del nostro comitato locale. Il comitato locale, che è un organo che la banca ha creato per poter ridare una parte del suo utile al territorio. Quindi noi che cosa facciamo? Una parte del nostro utile la ridiamo al territorio sotto forma di raggezione e pubblicità. A chi vanno? Vanno a tutte quelle manifestazioni, a tutte quelle associazioni che hanno volontà di migliorare il nostro territorio dal punto di vista culturale, sociale, sportivo, oppure che fanno proprio aiuto alla società e quindi anche delle raggezioni gratuite per quello che riguarda questo ambiente. Tra i doni utili anche un'autoambulanza. Sì, questo è un aspetto che mi coinvolge personalmente. 10 anni fa facemmo una sponsorizzazione per un'ambulanza a un'associazione. Io ebbi un incidente abbastanza importante. Qualche giorno dopo ero in ospedale, mi chiama la presidentessa dell'associazione e mi dice: sai Mirko, l'ambulanza è entrata in funzione quel giorno dell'incidente e uno dei primi ad essere soccorso sei stato tu. Questo è probabilmente un segno del destino, no? Che unisce tutte queste cose e personalmente mi ha toccato in maniera importante. Le volevo chiedere che cos'è per lei Viterbo, ma ha già risposto con questa emozione, no? Viterbo è una città meravigliosa che offre tantissimo per quello che riguarda la cultura, per quello che riguarda la storia, per quello che riguarda anche la bontà del paese. Noi siamo una delle città più antiche d'Italia, siamo una delle città che vive anche di enormi bellezze anche naturali, le terme, vicino abbiamo il lago di Bolsena, vicino abbiamo tantissime altre meraviglie, ma soprattutto siamo immersi nella storia. Una passeggiata dentro Viterbo è una macchina del tempo, ti riporta minimo nel Medioevo, se non ancora più indietro. Grazie al direttore Mirko Marianello, e quindi Viterbo, la città dei papi, la città di Santa Rosa, vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, che oggi è diventato capoluoghi, potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Viterbo. Ciao! Vi aspettiamo a Viterbo.